Quarta corsa, premio Mauna Kea, è una Maiden per puledri di 2 anni, sono in 8 al via. 1 Camillo Baba, Andrea Farolfi, 2 Caruso Grad, Roberto Gradi, 3 Cesare MG, Roberto Andraghetti, 4 Cupido GSO, Roberto Vecchione, 5 Shagolen Glory, Alessandro Baldi, 6 Centauro Pel, Maurizio Visco. In seconda fila 7 Ciuffolotto RL, Antonino Pecoraro, 8 Chiloe dei Greppi, Antonio Greppi. 2 debutti, Camillo Baba e Centauro Pel. Parte piano Cupido GSO. Veloce il 3 di Cesare AMG, prende il comando, veloce anche all'esterno Centauro Pel, sistema alla corsa Shagolen Glory, davanti a Camillo Baba, poi vediamo Chiloe dei Greppi dalla seconda fila, in coda Ciuffolotto RL. Arriviamo al paletto dei 200 metri, insiste all'esterno il Sauro Centauro Pel, però ormai è all'esterno. Tanto serrano sotto anche Camillo Baba e Chiloe dei Greppi, più distante Cupido GSO davanti a Caruso Grad e Ciuffolotto RL. Tanto 400 che vanno via in 29,9. Ora si è deciso ad accompagnare Centauro Pelle, il battistrada Cesare AMG. Cavallo training da Lorenzo Baldi con in sulchi Roberto Andreghetti che percorre la curva in 16,3. In rallentamento viene fuori 46,2 per i primi 600 metri del figlio di Oro Puro Bar, affiancato dall'altro figlio di Oro Puro Bar, Centauro Pel, poi seconda la corda sempre Shagolen Glory, avanza all'esterno Cupido GSO e prende la schiena di Centauro, poi lungo la corda sempre Camillo Baba, giro in 1,1,8, 15,6 la frazione qui davanti alle tribune. Sembra un po' in difficoltà, Centauro Pella all'esterno, sempre in controllo, Cesare AMG, 1,17,3 il chilometro, accenna la terza ruota, Cupido GSO, mentre vediamo che si è tardato Ciuffolotto RL, siamo sulla retta di là, cede Centauro Pella, sempre in vantaggio, Cesare AMG con all'esterno Cupido GSO, poi sempre lungo la corda Shagolen Glory. Rompe Cupido GSO ai Numero 300 finali, 4 quindi Cupido è GSO Camillo Baba che sposta squalificato. dalla corda, intanto sempre in vantaggio Cesare MG, 15,9 la curva, retta d'arrivo, Cesare MG è in netto vantaggio mentre si fa luce Camillo Baba per il secondo posto, Cesare AMG viene a vincere davanti a Camillo Baba che fa un ottimo debutto al terzo Shagolen Glory davanti a Chiloe dei Greppi, 1,16,7 la media al chilometro per Cesare MG, questo figlio di Oro Puro Bar e Ironica Spin della scuderia Super Fantastica, la guida di Roberto Andraghetti, il training di Lorenzo Baldi, vittoria in corso di testa, rivediamo la retta d'arrivo, nessun problema per Cesare AMG, la quota in chiusura al totalizzatore di 2,98.